Questa stagione non la rifarò mai più. Non disputare, ma dai, che trombato, bastardo! Trombato non la rifarò mai più. Entriamo nelle ultime due, la più simpatica! Premiare Romoletto! Alessandro! C'è uno che la più simpatica ha scritto Linda suo malgrado. Signore e signori, ladies and gentlemen, la più simpatica del villaggio, Sara! Pippi 18, Chiara Animazione 15, Sara 24. Allora, il più simpatico del villaggio, attenzione, viene a premiare il vecchio saggio della foresta, Davide! Il resto conta fino a un certo punto, ci si incazza tutta la stagione per tante cose, mi incazzo, mi sono incazzato così, Non dovrei dirlo perché un capo non lo fa mai, me l'hanno insegnato, il manuale dei capi dice non dire mai grazie a nessuno. Io me ne batto il cazzo perché ne sono sempre battuto il cazzo di tutto e vi dico grazie a tutti. Divertitevi con la gente, vaffanculo tutto. Dopo se c'è da arrabbiarsi per un momento perché le cose possono andare in un modo e non vanno, qualsiasi cosa, devo parlare da capo perché mi lasciate coglione. Io ho rifiutato 5 anni di fare il capo, perché per 5 anni io ho voluto restare come questo e basta. Poi perché c'ho una bambina, c'ho una donna, mi hanno detto che vai a fare il capo, e il cazzo dico no. Ah, bene, vado, ok. Magari avessi potuto farmi i cazzi miei, perché poi è la cosa più bella, ragazzi, perché io lo so che c'è da l'inizio stagione che si bosca, quelli che ballano di meno, quelli che fanno le cazzate, questi qui, perché poi non è che ognuno deve andare contro la sua natura, no? Ognuno ha delle potenzialità, l'importante è sfruttare quello. Poi se io sono bravo a fare una cosa, se tu sei bravo a fare un'altra, lo Stato è bello per quello, perché alla fine tutti insieme è l'unica cosa veramente che ho goduto in certi momenti di questa stagione, indipendentemente dagli errori di tutti, dai miei errori, perché ne ho fatti anch'io di errori. Dove sono fatti, ne ho fatti tanti, però l'unica cosa bella che mi è successo diverse volte, più di altre stagioni, e che la gente veniva da me e mi diceva cazzo però bravo, bello sta. Questa è la cosa più bella di tutte, è la cosa più bella di tutte. E anche se vanno a casa, anzi è brutto quando vanno a casa e sulle schede scrivono oh, cazzo ma faccio un esempio stupido, Cico bravo, Giorgio bravo, Ermanno bravo. Questa è la cosa più brutta che può succedere in uno stato. Invece devono andare a casa e devono scrivere
o vaffanculo tutti perché non si sono trovati bene, così vabbè, il massimo ragazzi della perfezione non esiste. E se